Buon pomeriggio, eccoci tornati su un 2 Total War anche oggi con Roma che tenterà di fare una strategia un po' diversa, particolare, cercherà di andare a rompere le scatole qua e a liberare in questa zona, agli scordisci ovviamente, cercherà di liberare tutta quest'area. Il piccolo problema, o per meglio, scusate, l'area costiera. L'unico problema che mi attanaglia un po' le meningi, se devo essere onesto, è il discorso che questi qua di Tilis ce li ho continuamente a minacciarmi la Tessalonica. E questa cosa mi dà alquanto fastidio. Vi dico la verità. Allora, vabbè, prima cosa dobbiamo sedare la rivolta di questo esercito qua ribelle che abbiamo in questa zona. Con questo esercito dobbiamo tornare indietro e rifornirci perché ragazzi non abbiamo rifornimenti, abbiamo le truppe a un livello veramente molto basso e non va bene, non è il gameplay che voglio fare, quindi lo dobbiamo sistemare. E poi vedremo un attimo cosa fare, nel senso che anche questo fronte è abbastanza caldo. Io ora ricordo che avevo la flotta, esatto, a pezzi praticamente. Quindi la mettiamo nel porto a recuperare. E anche a livello economico, ragazzi, non sono messo proprio un fiore. Quindi insomma, ci sono tante cose da fare in questo gameplay. Vediamo se riusciamo a farle tutte. E l'ideale sarebbe riuscire a sbloccare questi due che sono già nostri satrapie. Riuscire a sbloccare, a far fuori questa se mi dà ancora queste problematiche che mi piazza l'esercito sotto casa. In modo tale da avere proprio un cuscinetto attorno che ci difende la nostra Grecia. E poi andare in questa direzione e liberare questa città almeno e questa. In modo tale proprio da avere una piena libertà di movimento. Magari ci teniamo Salona giusto per un controllo del Mediterraneo, scusate, del mare Adriatico qua. Però ecco, vediamo un attimo perché non lo so. Vediamo se riusciamo prima di tutto a fare tutto in questo gameplay. Ragazzi, malvenuti. Allora, qui abbiamo il nostro agente, sì, che sta lavorando, perfetto, e lo lasciamo lavorare. E quindi l'unica cosa che posso fare io è andare ad attaccare subito questi ribelli. Loro si allontanano, noi andiamo però a raggiungerli. Dobbiamo farli fuori. Li avrei fatti anche crescere un pochino per abbassare ovviamente come si dice? Tra l'altro che belle le armature, mamma mia, bellissime. Ehm, per abbassare un po' le problematiche di stabilità che abbiamo, ma li facciamo schiavi. Ma abbiamo questi di Tilis che io ho paura mi diano poi dei problemi successivamente. Qua tra l'altro, curioso, quindi se sto fuori mi dà un meno 4. No, ma stiamo dentro che ci fa fare un po' di grana. Se arrivano qua penso che ci siano quelli delle Piro che interverranno nel caso io con un turno posso intervenire. Qua non possiamo fare ancora nulla. La romanizzazione penso che sia abbastanza bassa in questi territori. Vediamo un attimo i dettagli. Abbiamo la Latina che è in salita di un bel po', balcanica e ellenica. E poi ne abbiamo un'altra che è minore. Sì, effettivamente, però ci vuole ancora molto molto tempo. Non arriviamo neanche al 20% della popolazione che è della nostra cultura. Va bene, ok, andiamo avanti. Ah no, aspettate. Un'abilità non segnata. Vediamo a chi. Ah, continuano a salire, grandissimi. Allora, vediamo se riesco a beccare qualcosa di economico. Mm. Questo mi abbassa la corruzione. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ok, mi abbassa l'unità di terra. Non molto, però io ho preso tutte robe blu e verdi. Ah, sì, no, vabbè. Allora, abbassiamo la corruzione e la abbassiamo ancora. Ok. E poi facciamo più 1 allo zelo. Ah, guardate, qua posso assegnare più 2 all'autorità.
Perfetto. Che grado? Mamma mia, altissimo, ragazzi. Non so neanche se ho mai avuto uno dei loro così grandi. Fatemi vedere una cosa, invece qua la romanizzazione è ancora troppo... è ancora bassina. Abbiamo la punica abbastanza elevata. Fatemi vedere qua invece. Anche qua non è proprio altissima. Abbiamo l'ellenica e l'italica che salgono qui. Ah, fastidiosa questa cosa. Va bene, qua invece, in questa provincia, come siamo messi? Sicuramente avremo più... infatti, mamma mia. L'italica sale, la punica scende, la latina poco, sale pochino. Va bene. No, non va bene, però ce lo facciamo andare bene così. Ok, andiamo avanti. Ci danno... Ci vogliono dar battaglia, ma noi scappiamo. Ah, rivolta agli schiavi. Imminente, non buono. Allora, tra l'altro, guardate, ci sono due maledetti ai confini col mio territorio, vabbè. Vabbè, non è che posso farci molto. Lui non mi ha fatto nulla, fortunatamente. Lo sposto qui. E andiamo a reclutare un po' di gente. Non mi fa eventi recenti. Non mi prende. Maledizione. Maledizione, non mi fa recuperare. Vediamo se magari riesco a prendere qualche truppa grossa. Questa non è male. Allora, se non mi fa recuperare, vuol dire che queste le devo per forza mettere assieme, accorpare. Per forza. Bene, intanto stiamo recuperando un po' con... bene, ha preso un mega tratto acquisito, bene. Lo lasciamo sempre qua a controllare. Stavo dicendo, intanto abbiamo recuperato un bel po' di denaro, come potete vedere. Questa flotta... Allora, se non sbaglio non era però una flotta ehm, da sbarco, se non sbaglio. Spero di non sbagliarmi. Allora, potrei mettermi qua. E lo faccio. In modo tale da rientrare sempre, esatto, ma stando lontano, a difesa. E mi vado a recuperare anche una nave. Andiamo una bireme. Peccato, avevo quella mega flotta. Se avessi mantenuto probabilmente l'esercito, cioè il controllo, sarebbe stato meglio, però purtroppo. Ok, poi qui l'abbiamo fatta. Qui siamo addirittura più 4. Quindi se uscissi... Quanta, più 15. Allora usciamo e facciamo una fortificazione. In modo tale che blocchiamo il passaggio. Qua intanto pian piano sta andando avanti la romanizzazione. Qui sto recuperando, va bene. Questo turno lo concludiamo in questo modo. A livello di... Ok, a livello di... ricerca sto andando a fare... a potenziare le navi. Perché alla fine, ragazzi, devo avere una flotta bella grossa. Qui non mi piace molto questo avvicendarsi di... Wow. Di truppe. Sono belle grosse. Va bene. Speriamo di resistere in maniera egregia. E andiamo avanti con un altro turno.
Ok. Perfetto, ci ritiriamo. Non dovrebbero riuscire a raggiungerci. Poi tra l'altro credo che sia un porto vicino, sicuro, quindi... È una flotta da sbarco quella, eh. Sì. We find ourselves matched against a worthy foe. Your strength would be a No. great comfort. Your decision does... Enjoy this quiet time. It ends now. The storm Eccola qua. Loro ci dichiarano guerra. Potrei chiedere aiuto ai miei alleati. Più che altro loro mi interessa che partecipino. Non tutti. Allora, gli dico di no, che non ho bisogno. Sono stato affiancato dai Pyrrhus, ok. Io ho paura che Tilis... eccola qua, in vedete? your eyes, in your stench. Qua sì. You are right to fear. Walk. Dai, è andata bene che non ci hanno fatto un doppio attacco con gli eserciti che avevano. Sovversione militare. Va bene. È morto... No, come è morto un figlio? Ma porca miseria, non sono fortunato con la famiglia romana, ragazzi. Per niente. Questa è un bel problema. Allora. Andiamo di qua. Questo è un bel problema, ragazzi. Questo è un bel problema. Allora, niente, a questo punto mi devo spingere in quest'altra direzione, sperando che loro non vengano a dar fastidio di qua. Tostina, ragazzi, perché io ho paura anche che sbarchino in questa zona, se devo essere onesto. È vero che c'ho un piccolo esercito di difesa, però, ragazzi, lo sono tanti, eh. Dov'è che arrivano? Qua. C'è mica tanto da scherzare. Qua finalmente le mie truppe adesso recuperano un po'. Adesso però sì, la direzione è questa, cioè devo andare di qua e prendermi questi stati qui come difesa per forza. Continuiamo a ingaggiare truppe. Potrei fare effettivamente un'altra velita, però va bene così. Loro devono uscire dall'impasse e andare ad attaccarli. Ok. Abbiamo un po' anche di guerrieri, di questi qua della città. E la nostra legione è pronta. Abbiamo un 3 stelle contro 4. Allora, vediamo un attimo. 67, un 68. Allora, la difesa ci potrebbe anche stare in realtà. Loro sono dentro in un campo. Hanno 4 di cavalleria. Hanno 2 cavallerie con arcieri. 2 di arcieri e tutti gli altri sono guerrieri con spada che però non mi preoccupano più di tanto. Onestamente, hanno 2 lance. Sì, come noi abbiamo 2 lance, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di spada, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beh loro sono un po' più grossi di noi. Però noi abbiamo anche tutta questa qua che è carne da macello fondamentalmente, che possiamo utilizzare proprio come per assorbire il primo impatto. Anzi ragazzi, potrei farvi vedere una tattica particolare, cioè divido... Faccio un piccolo esercito con un grande esercito, questo è quello che assorbe l'impatto e questo è quello che rischiaccia da un lato. Si potrebbe anche fare, eh. Ma sì, dai, ce la giochiamo che può essere qualcosa di divertente. Al massimo, se non è bella, la vado a tagliare.
Ok, iniziamo lo schieramento con asciutto perché ovviamente ho tante frecce, quindi va benissimo. Ok, questo è il loro schieramento. Ah, guardate, noi siamo anche coperti fino a un certo punto, quindi la cavalleria la mettiamo qua, insieme al nostro generale. Anzi, facciamo proprio un blocco unico, perché io il generale lo voglio in carica. Perfetto, poi qua abbiamo tutte le lance e io le metterei qua per adesso. E questo è il nostro esercito normale. Ah, questa non è una lancia? Ah, un tiratore. Ah, vabbè. Allora diciamo che non abbiamo proprio un ottimo... ci manca una lancia, vabbè. E questa invece è tutta la nostra fanteria. Fanteria la schieriamo qua. Iniziamo la battaglia. Vediamo loro cosa hanno intenzione di fare. Magari anche la cavalleria. Vediamo. Teoricamente qua dovrebbero essere sempre nascosti. Ecco, loro escono per affrontarci. Allora. Spostiamo le truppe in avanti, vediamo. Da questo lato siamo molto forti, eh. Riesco a capire se però sono... Ah, di qua. Lontanissimi, madonna. Lontanissimi, ciao ragazzi. Ora che arrivano questi, facciamo in tempo a dormirci su. Allora. Niente, mandiamo, separiamo questi contingente qua, lo mandiamo di qua. Sì, sarebbe stato bello, ma avere gli altri qua vicino, ma... Vediamo se riusciamo ad attirarli con questa manovra. Le lance sono qua sul lato, va benissimo. Anzi, le incrino leggermente. Eccoli, guardate che li abbiamo attirati. Bel quadratino, tutte e due. Ora. Ora. Uscite, uscite, uscite. Attenzione. Quadrato. Rompiamo il quadrato. Guardate qua. Che tattica che vi ha utilizzato il vostro Lord Perso. Guarda qua, falciati. Falciati. Mamma mia. Ok, richiamiamoli qua. Attenzione. Vogliono partire. Ancora quadrato. Ancora quadrato. Ah no, ok, sono da distanza questi. Allora non ce ne frega niente. Togliamo i quadrati. Tu qua. Ok ragazzi, fregatevene. Attenzione. Ok, forza, forza, benissimo. Vai ragazzi, sfondiamoli subito.
Ok. Allora, andiamo a aiutarli. Soprattutto con loro. Benissimo, sono anche messi di lato, perfetto, quindi meglio ancora. Quadratatevi finché non ci sono i nemici. Attenzione a questo lato. Togliamo il quadrato, andiamo in soccorso di questi perché mi sa che fanno una brutta fine. Ok, no, si ritirano. Ok, ok, vanno contro, ma noi abbiamo il quadrato, perfetto. Giriamo questi. Questo togliamo il quadrato. Andiamo a prendere questi alle spalle. Questi lasciamoli andare. Giriamo. Attenzione, impatto con la fanteria. Dai ragazzi, bombardateli. Togliamo i quadrati. Anche qua, ma non so se ce la faccio in tempo. Togliamo il quadrato. Ok. Qua mettiamo il quadrato invece. Qua c'è un quadrato. Cosa fa questo quadrato? No, devo di togliere. Ok. Poi abbiamo qua la cavalleria, vero? Eccolo qua. Qui. Allora, questa cavalleria qua. Forza. Ok, adesso prendo le mie truppe e le sparo contro qua. Questi invece continuano a bersagliare questi. Ok, ci sono le mie truppe da tiro. Qua. Questi qua, ciao, arrivano dopo un secolo. Bene, dal dietro siamo arrivati. Ora arriviamo anche noi. Bene, bene, bene. Bene, dal dietro, non se l'aspettavano. Bene. Attenzione. È venuta fuori la cavalleria. Allora andiamo sulla cavalleria. Ci buttiamo subito. Scontro. Diamogli ancora un ispiragruppo. Bene. Attenzione, questi sono quasi bolliti. Ok, sbriciolati, perfetto. Separiamo le due cavallerie. E andiamo verso il più grosso. Uniamo queste due di cavallerie, perfetto. E dovremmo sbriciolarli subito, ok. Qua c'è stata proprio... stanno andando in fuga, noi li inseguiamo. Bene, bene. Allora. Ok, perfetto. Tutte le cavallerie... ok, perfetto. Tutte le cavallerie vengano qua. Ah, qui c'è il generale. Vediamo se con un impeto di cavalleria riesco a tirarlo giù. Vediamo, vediamo. Dai, qualche colpetto gliel'ho fatto. Però siamo sotto tiro. Non mi piace questa situazione. Quindi torniamo indietro. Oh ragazzi, torniamo indietro, ho detto. Ok, dentro tutti. Voi vi andate a prendere il generale. Quindi vi mettete qua. E voi non arriverete mai. Va bene. Eccoci qua. Questi. Dai, cavalleria, forza. Mamma mia, c'è stato un laghino. Anzi, facciamo fuori questo.
Oddio, ragazzi, iniziano a non prendermi più i comandi. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Tiriamo fuori la cavalleria, questa compresa. Tutti. Oh, che barba quando non mi prende più i comandi. Oh, ragazzi. Ok. Lasciamo che si girino. Adesso via dentro con la cavalleria. Separiamoli. Ok. Qua il generale c'è poco da fare. Generale nemico maciullato. Cambiamo prospettiva. Guardiamo dalla loro. È passata un'aquila. Bene, bene, bene. Se riuscissi a dare i comandi. Mamma mia, oh. Quando fa così proprio non lo sopporto. Niente, non riesco a dargli i comandi. Ok. Incredibile. Devo prenderli uno per uno. Non sono io che sto ruotando la telecamera, si ruota da sola, ragazzi. Cioè, rendetevi conto. Ok, dai, tutti dentro. Tutti, tutti. Forza. La battaglia è vinta, ragazzi. Dai, metto in accelerata. Togliamo questo pannello. E la battaglia è vinta. La continuiamo. Ma allora, no. Va bene così. È stata una bella battaglia. Guardate, ne abbiamo persi solo 424. Abbiamo fatto 2300 uccisioni. 6 per 4, scusate, 4 per 4 24. Sì, buonanotte. 4 per 4 16, 4 per 5 20. Abbiamo fatto praticamente 6 volte le loro uccisioni. Cioè le nostre uccisioni, scusate, come perdite. Direi un ottimo risultato. Nonostante avessero delle cavallerie forti loro, che comunque avevano esperienza. Sì, poi vabbè, ok. Le nostre non è che sono divine, però se la cavano. Direi che è stato un buon risultato. Bene, sono contento. Sì, penso che ve la farò vedere questa partita. Bene, guardate che batoste gli abbiamo dato. Perfetto. Allora, li possiamo uccidere o schiavizzare. Schiavizziamo. Perfetto. E ora andiamo a prendere gli ultimi. Scusate ragazzi, c'è stato un problema con la grafica, mi ha tolto l'immagine. Comunque va bene. Adesso li abbiamo rincorsi e siamo andati a prenderli. E adesso ragazzi facciamo una bella risoluzione automatica. Facciamo modalità equilibrio, così li terminiamo definitivamente. I prigionieri li ammazziamo. Andiamo subito all'attacco. Non pensiamoci neanche di star qui a difendere, perché tanto abbiamo l'altra legione che ci dà supporto, quindi non mi interessa. Vedremo poi a livello proprio di battaglia, cioè di unità, se andare a prendere dei mercenari. Intanto abbiamo sbloccato delle buone delle caratteristiche. Ci sta anche ordine pubblico, Prendiamo questa del morale che mi piace. Questa che ci sta per questa truppa. E anche l'ordine pubblico. Perfetto. Perfetto, perfetto. Vediamo se io gli chiedessi trattato di pace, figurati. Però ho visto questa qua che è un po' fuori dalla nostra portata, ma secondo me potrei provare. No, ok, vediamo. Eccolo qua. Accordo commerciale, perfetto. Ci prendiamo un bel accordo commerciale, così vediamo anche cosa succede in quella zona. Perché pian piano, ridendo e scherzando, ci stiamo arrivando. Loro hanno ancora un esercito. Ok,
che però ha un generale inferiore. Noi non abbiamo tanti uomini, eh. Questo c'è da dirlo, però. Allora. E che qui che prodotti commercio? Niente, che prodotti c'ho qua? Ah, sì, ho il vino. Sì, beh, ho due prodotti, in realtà qualcosina potrei commerciarla. Un mercante del vino, tra l'altro. Perché questo mi dà ordine pubblico, ma secondo me non funziona più di tanto. Se no, ma il bestiame, ma non mi interessa. Centro cittadino potrebbe starci, eh. Biblioteca non mi interessa. Costo di costruzione, ricchezza derivata dalle attività agricole. Boh. Ordine pubblico e la cavalleria, che è quello forse l'unico che mi interessa. Non, non ce l'abbiamo. Allora facciamo mercanti di vino. Dai, facciamo mercanti di vino e poi io sbloccherei qualcosa per Normus, a dire la verità. A dire la verità. Però aspettate un attimo perché loro sono qui. Ok, mi sono spostato in questo turno. Vediamo. Ci dobbiamo prendere un po' di navi. Qui in reme, quadrireme. Quadrireme, quadrireme, quadrireme d'assalto. Quadrireme d'assalto. Allora, ci prendiamo una quadrireme d'assalto. Oppure due biremi. Sì, prendiamoci due biremi. Voglio andare un po' sulla quantità adesso perché se no... Questi... vabbè, sono quattro, non mi impensieriscono. Non mi impensieriscono. Intanto tu stai bene qua e fermati un attimo. Dobbiamo gestire questa zona il più velocemente possibile e poi tornare indietro. Ok. Va bene, scusate, stavo controllando. Tratto acquisito, benissimo, più 8. Bella, dittatore. Va bene. Niente, andiamo avanti con il turno. Facciamo l'ultimo turno, ragazzi. Vediamo se succede qualcosa di interessante. Ok. Perfetto. Ah, ok, sono tornati indietro, va bene. Vabbè, neanche di tanto, sono rimasti lì. Trattato di pace. Sì, sì. Alta, però. Dai, dammi qualcosa. Perfetto, grazie. Bisogna sempre provarci, ragazzi. Eccoli. Stanno organizzando un'imboscata. Allora, si dice che un senatore patrizio sia solito mettere le mani nelle casse della città per soddisfare i suoi capricci personali. Questo motivo i plebei sono infuriati e si sono radunati nel foro. Dobbiamo agire velocemente. Approfondisci le indagini. Rifiuti le accuse. Parla a favore del senatore. Approfondisci le indagini. Sovversione militare. Ok. Wow, ragazzi, che teatrino, eh? Bene, guerra dichiarata, perfetto. Quindi i nostri... Ok, loro ce l'avranno con questi qua, perfetto. Perfetto. Perfetto, perfetto, ottimo. Se si espandono per noi è solo che è un grande piacere. Allora. Loro sono qui, quindi... Aspettate. Potremmo salire anche da qua. Però io voglio mantenere la città per ora, quindi la fortifichiamo. Andiamo avanti con loro. Loro sì. Qua ci vorrebbe proprio una spia, ma noi non possiamo più farne, vero? Mi sa. No, siamo già al massimo. Potremmo fare un campione. Vediamo se mi fa vedere qualcosa. No.
Sono senza esercito di difesa. Allora un attacchino lo facciamo. Wow, sono tanti, eh. Sono tanti, ma secondo me non ci pieghiamo molto a farli fuori. Continuiamo l'assedio. Continuiamo l'assedio. Ah, sono in logoramento però. Allora, quasi quasi io andrei in bocca al nemico. Eccolo qua. Infatti, ci fa un'imboscata. Ci fa un'imboscata. E ci dice che il 49% delle forze, la metà, rimarrebbe. Allora ragazzi, vediamo nel prossimo gameplay. Ci giochiamo questa imboscata. Gli sono caduto poi in bocca, ma l'ho fatto apposta perché così la città al prossimo turno è nostra. A meno che non intervenga qualcuno. Però secondo me ci potrebbe stare fare questa battaglia, farsi fare l'imboscata per schiacciarli. Se riusciamo, perché io non sono così sicuro che le nostre forze rimanenti, se la gioco, siano del 49%. Però ci starebbe, sarebbe gameplay. Cosa dite? Va bene, dai ragazzi, fatemi sapere cosa pensate nei commenti di questa cosa. Se dovrei giocarla o fare appunto la risoluzione automatica. E vediamo in base a quello che mi dite, poi deciderò. Ciao ragazzi.